Domenica 7 luglio 2016, breve aggiornamento della situazione dopo un silenzio, almeno per quello che riguarda i video, di parecchio tempo. Molto brevemente la questione è questa, l'unico diciamo passo che può essere interessante è che Eh, per quello che riguarda le occupazioni abusive, un'altra persona, non io personalmente, sebbene abbia già tentato il stesso percorso, ma non è riuscito, ha avuto la sospensione. Tutt'oggi non sappiamo cosa è stato, quale sia il responso finale, comunque lo sgombero coatto per occupazione abusiva di un immobile pubblico è stato sospeso. Quale sia la formula precisa, ritorno a dire, un mese dopo il sopralluogo per lo sgombero, dove è stato semplicemente stilato un verbale, dopodiché se ne sono andati, come ho descritto in alcuni articoli sul blog, il Golem, e è stato, diciamo, è stato sospeso. Adesso, una volta che riusciremo a sapere con quale formula non si realizza più questo sgombero, si potrà andare a proseguire per vie giudiziarie per normalizzare la situazione, prima legalizzare la situazione abitativa, quindi andare in tribunale amministrativo, il TAR, o in tribunale civile, questo non è tutt'oggi chiaro di chi sia la competenza. E, per la questione della residenza, per la questione del contratto, per la questione della lacciatura idrica, quindi una situazione che, sebbene abbia fatto un passo importante, è lontana, visto i tempi dei tribunali, è lontana dalla soluzione definitiva. Quello che mi chiedo diversamente è il peso che questo avrà sulla politica locale, visto che la giunta il Trump prossima alle elezioni si sta facendo una campagna elettorale su un terreno praticamente sul quale non ha nessuno che gli muova obiezione di nessun tipo. La mia valutazione, come l'ho già fatta, è praticamente che questa forzatura per gli sgomberi di quattro disgraziati, dei quali uno è questo di cui vi sto parlando che non possono fare. Il sottoscritto lo stanno cercando di liquidare con il percorso che il piccolo ha più volte illustrato attraverso i servizi sociali e altre due o tre situazioni le stanno forzando con reiterati tentativi di sgombero, i quali sembra che non ottengano nessun risultato pratico, visto che una situazione in via Bagni li buttano fuori la mattina, rientrano la sera. Dall'altra parte, qui a Panzano, io li conosco di vista, questi qui, quindi ci troviamo a incrociarci delle volte qui il quartiere, chiedo loro delle informazioni, sono ancora che vivono lì. Quelli in via Valentinis sono stati sgomberati. Mi sembra che forse è l'unica situazione che ha avuto un esito, diciamo, voluto, diciamo. Bene, ritorno a dire, che peso politico avrà questo non
poter eseguire lo sgombero. Personalmente, il piccolo non dà spazio, il piccolo pagina di Monfalcone non dà spazio a questa notizia, guardandosi bene da fare i nomi, guardandosi bene di tirarmi in ballo, perché sanno che non è molto facile avere, come non è mai stato troppo facile dal punto di vista politico, avendo sempre realizzato, volutamente o meno, sono stato, diciamo, un buon scassaballe qui per i politici locali. Alcuni ci hanno mangiato, alcuni sono stati in silenzio a guardare. eh, e adesso vediamo un po' come va a finire questa situazione per lo sgombero che non possono realizzare. Da parte mia, sino a quando non ho i documenti ufficiali in mano, non posso paventare nessun diritto. Posso semplicemente nel frattempo mettere in rete il materiale che ho già messo attraverso il blog e questo video e dire che soffermarmi ulteriormente sul punto che questa iniziativa della giunta PD guidata dal sindaco Silvia Altrà riguardo le occupazioni abusive non ha senso pratico, non ha sbocchi ulteriori a quelli che ci siano stati nei 20 anni precedenti, è esclusivamente una manovra elettorale. Personalmente, per quello che mi sarà possibile, una volta avuti i documenti in mano, cercherò di spingere per avere un cambiamento dal punto di vista legislativo, dal punto di vista applicativo di questa norma, ma visto i testi di cazzo con i quali ho sempre avuto a che fare qui in provincia e in regione, premetto che con il PD ci sarà poco da aggiungere. Nonostante questo, mm, mi farò promotore di un tentativo di dialogo con questi esigui personaggi pieni di niente, tranne che di stupidaggini di vario tipo. E domenica sono tutti al mare, come al solito io mi ritrovo a casa, fin quando ne ho una non sarò costretto ad andare in una affittacamera e per la mia situazione personale vi rimando a un prossimo aggiornamento. Buona giornata a tutti.